Mi chiamo Shannon, ho 20 anni e la mia ossessione è bere la benzina. Non passa giorno in cui non lo faccio. È una cosa che desidero e di cui ho bisogno. È così una macchina. Mi sveglio, vado in bagno e la bevo. Ha usi colluttorio. Quando esco la metto in una bottiglietta. Ha paura che rimane a pera. Quando faccio benzina, Ma poi la pompa la metti nella macchina o la metti direttamente in bocca? la bevo anche prima di andare a letto. Vabbè, è una cosa ovvia, no? Prima di accuccare un bello bicchiere rozze senza piombo che ti squaglia il tuo carga rozze. Un anno fa, Shannon ha sviluppato una dipendenza verso la benzina. Ma non si poteva drogare come tutti i giovani che si rispettano. Però consuma poco la guaglione. Il modo che preferisco per bere la benzina è farlo direttamente dalla tanica. Ah, perché con una bella cannuccina di serbatoio e una fetta di limone a Ind, no? La dipendenza è così forte che Shannon ha trovato anche altri modi per ingerire la benzina. Mangio la carta di giornale, è una cosa deliziosa. La immergo in un bicchiere di benzina fino a che non si bagna al punto giusto. E poi la mangio. Ero pappicciato pure una grande sigaretta e via. Mi è sempre piaciuto l'odore della benzina. Da piccola mi sedevo dietro l'auto di mia madre e respiravo i gas di scarico. Anch'io quando ero piccolo mi sedevo dietro l'auto di mio padre e respiravo gas di scarico. Chi le ripete che facevi però. Mi gira spesso la testa, ho forti dolori al petto e mi fanno male anche lo stomaco e l'intestino. E pensa che hai gli stessi sintomi tuoi, solo che tu dovevi a benzina e io mi avevo sorsetto. La cosa che temo di più E che aumenta il prezzo della benzina. è che possa morire. Ah, ok, scusa. Sono molto preoccupata e voglio fare il possibile per farla smettere di bere benzina. Signore, la soluzione. Un bel impianto a gas e vedete che la paura vi passa.